Immaginiamo di essere ognuno di noi, solo, in mezzo a una cupola, anzi è richiuso all'interno di una cupola trasparente. Quali sono le risorse di cui noi necessitiamo proprio come esseri viventi per vivere all'interno di questa cupola? Acqua, aria, cibo. Non so, mi viene in mente una mela? Mm? Una mela che starà, immagino, su un albero. No? Energia. Che tipo di energia? Sole. Beh, immaginiamo che fuori dalla nostra cupola ci sia il sole, no? Che fa filtrare i raggi, quindi entra la luce, ma entra anche l'energia solare. Quali sono le risorse di cui dobbiamo circondarci per vivere come viviamo oggi? Qualcuno propone già tecnologie come il cellulare. È vero, oltre a queste risorse che forse possiamo definire primarie, abbiamo bisogno di altre risorse. Ma vi chiedo, anche dietro a questa risorsa, quali sono le risorse che effettivamente permettono a noi di utilizzare questo cellulare? Che cosa c'è dentro un cellulare? Plastica, per esempio. La plastica da dove viene però, anche lei? Dal petrolio. Quindi da qualche parte, sotto la nostra cupola, di cosa avremo bisogno? Di un pozzo che estrae del petrolio, giusto? E la CO2? Che cosa c'entra nella nostra cupola? Quanta ne abbiamo? Tanta o poca? Per adesso forse anche poca, almeno noi emettiamo CO2, no? Comunque per produrre il cellulare abbiamo sicuramente bruciato petrolio, per cui abbiamo prodotto un po' di CO2, però abbiamo un albero che ci assorbe questa CO2. Non so, immagino che abbiamo una casa, no? O vogliamo avere una casa. Avremo a casa nostra, no? Una lampadina. L'energia come la produciamo? Dalla combustione di idrocarburi. Per cui il petrolio che estraiamo da qua ci serve anche da qualche parte per bruciarlo, produrre calore e produrre energia elettrica. Poi, solitamente come ci muoviamo quotidianamente? In bici. Anche se ci muoviamo in bici, avremo bisogno di che cosa? Di costruire anche la bicicletta prima di tutto. Quindi da qualche parte dovremmo avere anche una fabbrica che ci permette di costruire una bicicletta. O comunque avremo bisogno anche di strade. Mi sembra che qua manchino anche altri animali oltre a noi. Ipotizzo una pecora, no? Tutta una serie di cose che forse al momento non ci vengono in mente, però se continuiamo forse a riflettere in questo modo a cosa c'è dietro ogni oggetto che noi utilizziamo, ci rendiamo conto che anche per avere una vita semplice, magari con un'unica bicicletta, con un unico cellulare, con un unico paio di pantaloni, con un unico maglione di lana, forse abbiamo bisogno di tante cose sotto questa cupola. Ecco, però, a prescindere da dove vengono le risorse, pensando di poterle concentrare tutto appunto sotto una cupola, secondo voi quanto grande deve essere la cupola per contenere tutte le risorse di cui poi alla fine noi necessitiamo e di cui godiamo giorno per giorno? Quello che io ho cercato di riassumere qua un po' è il tentativo di proprio andare a misurare quella che due scienziati, in particolare il dottor Wagenhagel e Ries, hanno appunto pensato come l'impronta ecologica, quindi l'impronta di ogni uomo. E loro hanno fatto questi calcoli per tutti gli abitanti della Terra, dividendo le tipologie di uomo a seconda dello stato in cui vivono, quindi a seconda anche della condizione sociale, no, nella quale si vive. Facendo una stima media paese per paese, loro hanno considerato proprio tutte queste risorse che noi abbiamo preso in esame in maniera così molto veloce e le hanno riassunte probabilmente in 5 categorie. Scusate, in 6 categorie. Hanno preso in considerazione tutta la superficie terrestre necessaria a dare degli alimenti, quindi le aree agricole, le aree a pascolo, quindi adibite a pascolo per gli animali che poi noi mangiamo, o che comunque delle quali poi utilizziamo, non so, le pelli o la lana, come dicevamo prima. La superficie forestale, necessaria a darci le risorse come il legno che ci serve per, non so, appunto le sedie, i mobili, ma anche per scaldarci oppure per la carta. A questa hanno affiancato una misura di superficie forestale necessaria a assorbire tutta la CO2 che viene prodotta bruciando i combustibili fossili. A questo hanno aggiunto anche la superficie di mare adibita all'alimentazione, quindi a soddisfare i nostri bisogni alimentari.
e inoltre ha sommato anche tutta la superficie di territorio, di terra, utilizzata per le infrastrutture o comunque per la vita, quindi non so, gli spazi antropizzati. Hanno fatto questo calcolo per diciamo, per tutto il mondo, o meglio, lo continuano a fare da una serie di anni, e l'hanno fatto anche appunto nel 2008, l'anno scorso, hanno appena riprodotto il rapporto diciamo, dell'impronta ecologica mondiale. Allora, la cosa interessante, io vi ho detto che cosa hanno messo insieme, no? Hanno cercato di convertire diciamo, tutte le risorse in superficie terrestre per avere un'unità di misura unica. Questa unità di misura poi alla fine per loro è l'ettaro pro capite, ovvero hanno definito l'impronta come superficie terrestre in ettari per persona. Per l'Italia, secondo voi, di che impronta stiamo parlando? Quanti ettari è grande l'impronta di ciascuno di noi? Sappiamo quant'è un ettaro? Un ettaro è un quadrato di 100 metri per 100 metri. Detto in maniera più diretta, quanto sono 100 metri per 100 metri? Sono quasi 2 campi da calcio. Allora, un italiano medio, secondo voi, di quanta terra ha bisogno per soddisfare i propri bisogni? 5? Chi offre di più? 100? 5? Sì, 5 è una misura molto, molto prossima alla realtà, perché effettivamente, da quanto risulta dalle ultime misure, in Italia abbiamo un'impronta ecologica di 4,8 ettari pro capite. Qualcuno dei paesi europei ha anche un'impronta ecologica superiore, per esempio la Francia ha 4,9, non tantissimo, il Regno Unito 5,3. Per esempio un paese come la Cina, che conta più di 1 miliardo di persone, secondo voi che impronta ecologica ha? Molto più bassa, perché per 2 motivi. Primo perché ha un gran numero di persone, ma soprattutto perché questo gran numero di persone vivono in condizioni di sviluppo limitato o comunque di condizioni inferiori di agio, di sfruttamento delle risorse. Qual è il paese che consuma più risorse? Gli Stati Uniti, che hanno un'impronta effettivamente al top, con 9,4 ettari pro capite. Questi numeri sono interessanti se comparati tra di loro, tra i singoli paesi, ma sono più ancora interessanti se ne li compariamo con che cosa? Con il vero limite, quello delle risorse, ovvero il limite della disponibilità di risorse che il pianeta ci fornisce. Allora, se diciamo che noi siamo qua con 4,8, no? Gli Stati Uniti stanno qua al doppio di noi con 9,4, abbiamo detto. La Cina sta qua a 2,1. Non so, l'India abbiamo detto 0,9, mi sembra, o qualcosa del genere, e via di seguito, no? Secondo i calcoli dei nostri amici scienziati, effettivamente il limite si può porre, scusate, l'ho tagliato troppo alta, a 2,1 ettari pro capite. Il limite che è così definito come la disponibilità di risorse per tutti gli abitanti del pianeta, considerando che ogni pianeta ha accesso in maniera uguale alle risorse. Quindi questa è la disponibilità, o meglio definita anche come biocapacità del nostro pianeta. Il nostro pianeta ci può fornire una quantità di risorse pari a 2,1 ettari a testa. Non è costante nel tempo perché questo numero varia a seconda della popolazione mondiale e a seconda anche della capacità che poi dell'efficienza, sicuramente che dello sfruttamento delle risorse. L'impronta ecologica del mondo in generale è di 2,7, calcolata al 2005. Quindi siamo già oltre la biocapacità del nostro pianeta. Questo che cosa vuol dire? Che stiamo sfruttando già più risorse di quelle che abbiamo a disposizione. Ma questo è possibile o non è possibile? In realtà è possibile se consideriamo la variabile tempo. Ovvero, che cosa sta succedendo, in parole povere? Da dov'è che noi siamo andati a prendere quello che c'è di differenza? Lo stiamo prendendo dal futuro. Tant'è che ogni anno calcolano la giornata del debito ecologico, ovvero la giornata in cui l'umanità va oltre il limite della disponibilità di risorse. Questa giornata per il 2008 era il 23 di settembre. Cosa vuol dire? Vuol dire che
fino al 23 di settembre abbiamo consumato le risorse che avevamo a disposizione per il 2008. Dal 23 di settembre abbiamo già cominciato a consumare le risorse del 2009. Quest'anno, siccome abbiamo già cominciato l'anno scorso, le consumeremo ancora prima. E questo va avanti, se vogliamo così dire, dal 1987, il primo anno, almeno secondo i loro calcoli, in cui l'umanità ha cominciato a consumare più delle risorse a disposizione. Insomma, tutto questo per dirvi che, attenzione, effettivamente se qualcuno dice che la Terra non è infinita, forse ci sono anche dei calcoli, degli strumenti che dimostrano questo.